Mandi Chiari Aquilis. E quest'oggi, in questa fine del 2022, anche se siamo ben consapevoli del carattere pluricentrico del nostro Friuli, abbiamo ritenuto di concludere una prima parte del nostro tour da tutto il territorio in un luogo simbolico qual è il Colle del Castello di Udine, che vedrete è molto importante non solamente per la città ma anche per tutto il Friuli. È un Grand Mandi ad Uc. Eccoci qua sul Colle del Castello di Udine per un video che è molto di più di un messaggio augurale di buone feste e insomma di buon anno. In quest'ultimo scampolo di 2022 abbiamo pensato di fare un servizio relativamente a un luogo simbolico molto importante per tutta la regione, perché avrete letto anche voi le ultime notizie. Sono emerse delle novità molto importanti per quanto riguarda la storia non solamente di questo luogo ma di tutta la regione, nel senso che la famosa leggenda sulla costruzione del colle da parte dei soldati Unni di Attila con i loro elmi per consentire al condottiero barbaro di ammirare l'incendio di Aquileia nel 452 è definitivamente superata. Anche la teoria sull'origine morenica del colle, peraltro piuttosto staccato dalle altre colline dell'anfiteatro morenico del Friuli, è in via di superamento, perché recentemente, in occasione dei lavori per l'ascensore del castello, sono stati trovati reperti archeologici di datazione preistorica. Si parla del Neolitico, quindi è un'età molto remota, verosimilmente anteriore addirittura rispetto alla civiltà dei Castellieri, che dimostrano in maniera positiva e sicura uno stabile insediamento umano in questo luogo, addirittura preistorico. Ecco, quindi si rafforza l'idea di un Friuli al centro dell'Europa, abitato da tempi antichissimi, da varie popolazioni, prima ancora dell'arrivo dei Celti, che arrivano qui solo nel V secolo a.C. E quindi addirittura sembra ci siano insediamenti anteriori rispetto ai Castellieri, che erano praticamente, si riteneva, tra i primissimi insediamenti pre-romani, almeno prima di questa scoperta. Per cui Udine, la presenza umana a Udine viene retrodatata in maniera notevole, e questo ovviamente riaccende le solite discussioni sull'importanza di questa città, la cui fortuna è sostanzialmente quella di stare
al centro di tutta la regione friulana, anche se in realtà il suo ruolo di capitale è molto tardivo e dipende fondamentalmente dalle decisioni di vari patriarchi di Aquileia, che qui hanno trasferito prima temporaneamente e poi definitivamente, in maniera graduale ma sempre più decisa, le loro residenze. Sia ecclesiastica sia politica, a partire dal patriarca Bertoldo nel 200, con la definitiva decisione del Beato Bertrando nel 300. Il Beato Bertrando, che fra l'altro è uno dei patroni secondari della città, anche perché Udine gli deve davvero molto, nel senso che l'antica capitale longobarda del primo ducato longobardo da Cividale è stata trasferita a Udine anche durante, diciamo, il suo principato. Tutti questi discorsi relativi alla storia del Friuli insomma, ci portano anche a fare dei discorsi che sono più attuali, sempre in relazione a quelli che sono i vari capoluoghi di questa regione, molto eterogenea, non solamente dal punto di vista geografico, fisico, naturale, storico, ma anche dal punto di vista, come dire, della suddivisione amministrativa, sempre più complessa. È chiaro che Udine e la sua centralità viene mal digerita, soprattutto in periferia, perché anche questa città non sempre ha riconosciuto il carattere pluricentrico del Friuli che nei secoli è stata chiamata a rappresentare. La tentazione centralistica è sempre stata notevole. C'è da dire, d'altro canto, che molte divisioni, molte contrapposizioni, molti confini, soprattutto amministrativi, sono stati imposti dall'alto solo recentemente, negli ultimi secoli o negli ultimi decenni, e spesso queste contrapposizioni sono artificiose, sono fomentate dall'esterno, da interessi che non sono quelli friulani, insomma, è risaputo che, ad esempio, il capoluogo regionale, l'attuale capoluogo regionale triestino, peraltro molto decentrato, contrariamente alla città di Udine, che è davvero baricentrica, spinge per tenere i friulani divisi e mantenere di conseguenza il controllo pressoché assoluto di tutta la regione e di tutta la politica regionale. Nel prossimo anno, nel 2023, a proposito della nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è prevista la grande consultazione elettorale della primavera del 2023 per quanto riguarda l'elezione diretta sia del Presidente della Regione sia del nuovo Consiglio regionale della futura 13ª legislatura, se ricordo bene. È un appuntamento davvero notevole, è un appuntamento importante. Nell'augurarvi buone feste e buon anno non possiamo non tenerne conto, non possiamo, come dire, ignorare l'importanza di un appuntamento del genere.
che dovrebbe già adesso, sin da queste feste invernali, risvegliare l'interesse per il Friuli, un interesse per il Friuli che purtroppo molti da molte parti strumentalizzano a fini esclusivamente elettorali per sventolare una bandiera e raccogliere voti senza mettere in discussione l'attuale assetto geopolitico di questa regione, che vede il potere concentrato esclusivamente in una città triestina periferica, eccentrica, aliena, spesso ostile, interessata a dominare il territorio che gli è stato affidato dallo Stato e a controllare tutto un sistema politico che anche a livello locale purtroppo è egemonizzato da forze che sia a destra ma anche a sinistra antepongono di molto il tricolore rispetto all'Aquila del Beato Bertrando. Chi viene portato dall'attuale geopolitica regionale a curare anzitutto gli interessi dell'attuale capoluogo regionale, ben difficilmente si ricorderà, se avanza forse qualche briciola, di fare anche gli interessi di tutto il resto del territorio, il 95% del territorio regionale e di tutto il resto della popolazione regionale, i 4/5 dei cittadini di questa regione che saranno presto chiamati al voto. E faccio solo un esempio eclatante: è intollerabile che addirittura la carica apicale, la presidenza della regione, venga egemonizzata da un esponente regionale fino a un certo punto, perché in realtà è un veronese triestinizzato, ma comunque da parte di un noto esponente che col Friuli ha ben poco a che fare, che in Friuli fra l'altro si vede anche raramente, anche in occasioni pubbliche, un esponente che fa riferimento al capoluogo regionale triestino. Trieste deve assolutamente abbandonare l'idea di poter egemonizzare anche gli organi regionali, perché già controlla il capoluogo per statuto speciale, per cui se davvero si vuole salvare l'attuale assetto regionale è imperativo che anche a fini di contrappeso venga riconosciuta la presidenza della regione a un friulano, cosa che non avviene ed si tratta comunque di qualcosa di gravissimo. Già vi anticipo che il nostro orientamento è per un voto che vada a chiunque non sia triestino in occasione delle prossime elezioni regionali imminenti. Abbiamo pochi mesi per organizzare una campagna elettorale molto difficile, molto complessa, ma già possiamo dare alcune prime indicazioni a mio modo di vedere. Bisogna cercare di favorire un'alternanza di governo e sancire il principio secondo il quale è necessario maggiore equilibrio, perché abbiamo già visto nella passata legislatura che una presidenza
controllata da Trieste comporta una giunta regionale composta quasi esclusivamente da politici triestini che inevitabilmente faranno solo gli interessi della loro città, lasciando a tutto il resto del territorio, cioè alla stragrande maggioranza del territorio e anche della popolazione di questa regione, solamente le briciole. E questo è radicalmente inaccettabile e rasenta il razzismo antifriulano. È una situazione che va assolutamente superata e i protagonisti di questa evoluzione potranno essere solo gli elettori, votando qualcos'altro, votando chiunque non sia triestino. C'è poi anche contestualmente l'appuntamento relativo al Consiglio regionale. E attenzione a questo riguardo, ricordo a tutti il voto disgiunto, cioè la possibilità di andare a scindere, a separare quello che è il voto per l'elezione presidenziale rispetto a quello che è il diverso voto per l'elezione assembleare. L'elezione assembleare è magari una elezione dove il simbolo conta di più, dove si vota secondo quella che è la fede politica di ciascuno. E questa seconda scelta per il Consiglio regionale può essere addirittura opposta, completamente diversa rispetto a quella magari più geopolitica che insomma può essere optata per quanto riguarda la presidenza, cioè l'organo apicale rappresentativo. E qui purtroppo noi scontiamo a livello di politica regionale uno storico ritardo in quella che è la maturazione di un sistema politico che sia friulano e solo friulano, e purtroppo abbiamo visto nella passata legislatura delle forze che si presentavano come autonomiste ma che in realtà erano sostanzialmente FVGine, nel senso che non mettevano in discussione l'attuale status quo, e questo è palese. Faccio riferimento ad esempio al patto per l'autonomia, che penso abbia deluso molti anche insomma, a seguito di questi anni di opposizione, senza che, sì, d'accordo, di opposizione, ma senza che insomma, almeno a mio modo di vedere, insomma, i nostri rappresentanti cosiddetti autonomisti, in realtà FVGini, si siano messi molto in evidenza in seno al Consiglio regionale. Alla fine c'è il rischio che queste nuove formazioni politiche non si rivelino altro se non, come dire, movimenti politicamente corretti che finiscono per fare da stampella al PD. Ma non voglio bastonare solo da una parte dello schieramento politico, voglio bastonare a 360 gradi, perché anche a destra abbiamo visto in questi anni parlare molto di Friuli. Ad esempio una persona che peraltro stimo, Mario Anzil, che fra l'altro è anche il sindaco del mio comune, del nuovo comune di Rivignano Teor, il quale ha portato avanti anni fa, e solo anni fa, vari progetti anche molto ambiziosi per quanto riguarda la geopolitica friulana. Sicuramente perfettibili, sicuramente criticabili, ma almeno ha fatto un tentativo. Ho molte perplessità anche sul suo conto, forse è il meno peggiore, sicuramente non il migliore. Per quale motivo? Perché lo abbiamo visto sbandierare molto il Friuli, ma quando Fedriga si è insediato, misteriosamente il sito del suo comitato si è oscurato, per cui a pensar male qualcuno potrebbe
potrebbe avanzare una critica secondo la quale come dire, il Friuli andava bene solo per fare opposizione e raccogliere voti contro le UTI della presidenza anteriore della Serracchiani, ed è stato viceversa messo nel cassetto per non disturbare il nuovo manovratore Fedriga nell'ultima 12ª legislatura. Per cui se ne potrebbero dire tante su tutti, dappertutto in realtà. La verità è che al Friuli purtroppo manca una formazione politica che non faccia riferimento al sistema politico italiano e che non ritenga il tricolore la sua priorità. Poi si può discutere su indipendentismo, su autonomismo, si può discutere su tutto quello che vogliamo, ma il fatto che in una regione plurilingue, storicamente e geograficamente complessa, posta al centro dell'Europa, dove tutti i popoli si mescolano, manchi una forza realmente indipendente dal sistema politico italiano, come era molti decenni fa il movimento Friuli, ma ultimamente congelato, praticamente inesistente, forse formalmente ancora in vita ma sostanzialmente inattivo. Ecco, questa mancanza è qualcosa di gravissimo che condiziona davvero la stessa possibilità che questa terra si sviluppi, per cui c'è il rischio di un declino inarrestabile di questo territorio, che è sostanzialmente una colonia, attualmente sfruttato da varie parti secondo gli interessi dei grandi centri di potere che a Occidente come a Oriente cercano di dominarlo, prima da Venezia, poi da Trieste, o comunque insomma dall'ambito geopolitico italiano, ma è una colonia sostanzialmente che non riesce ad avere piena consapevolezza di sé, della propria identità, delle proprie potenzialità, e non riesce a trovare uno sbocco di rappresentanza politica che non sia condizionato dall'interesse statale, che inevitabilmente la sta schiacciando, appiattendola su un'unità regionale funzionale unicamente al capoluogo regionale, e la sta appiattendo sotto plurimi profili. Insomma, è davvero urgente riorganizzare una forza politica regionale che possa davvero godere di più ampi margini di manovra da quella che finora è stata la politica a livello regionale in questa regione duale, ma sempre più triestinocentrica. Certo, va denunciato anche il sistema elettorale regionale, che non consente questo sviluppo e già da decenni è stato impostato per ostacolare la crescita di movimenti autonomisti o comunque friulanisti, attraverso il cosiddetto FVG Porcellum. È vero che l'attuale legge elettorale regionale voluta da Illy, altro presidente triestino, lascia libero l'elettore, che si troverà su un'unica scheda, ampia possibilità di voto, come già dicevamo prima. Voto disgiunto, preferenza riconosciuta per quanto riguarda l'elezione del Consiglio regionale. Voglio dire, è vero che la libertà formale viene salvaguardata,
È anche vero tuttavia che non esiste sostanziale libertà in materia elettorale in questa regione, perché il deficit democratico del sistema legislativo elettorale regionale è gravissimo. Le Aquile, fra l'altro, già da molti anni hanno pubblicato un PDF dedicato all'FVG Porcellum e a tutte queste questioni, che vi segnalo disponibile nella nostra area download del nostro sito, per cui sono tematiche ampiamente note. C'è la precisa volontà politica di tagliare fuori i friulani dal governo di questa regione per imporre loro di mantenere Trieste e i suoi amici, pagando solo tasse senza più avere alcuna voce in capitolo sull'amministrazione di quelle che sono le risorse anche regionali. Per cui davvero la situazione del Friuli è disperata, è molto grave, siamo sostanzialmente sull'orlo dell'estinzione. Anzitutto dal punto di vista demografico, perché è chiaro che se la politica è distratta da altre priorità anche a livello economico, il territorio friulano non viene più seguito, non è più il principale interesse, no? Si parla di grandi opere, faccio solo questo esempio. Noi non siamo pregiudizialmente contrari, certo siamo contrari a uno sfruttamento coloniale contrario ai nostri interessi regionali e locali, ma non siamo pregiudizialmente contrari. È un fatto che, ad esempio, l'unica grande opera che è sempre trascurata è il collegamento autostradale tra i 3 capoluoghi del Friuli, da Gorizia a Pordenone passando per Udine, per cui si vuole proprio mantenere la esclusione dei friulani dal governo, la loro marginalizzazione e la loro divisione per impedirgli di fare massa critica e riprendere il controllo, ammesso e non concesso che l'abbiano mai avuto, di questa regione prima mai nata e poi mal nata, che richiede davvero riforme radicali. L'alternativa per noi è morire o comunque venire triestinizzati, il che è lo stesso. Certo, sarebbe il caso che il movimento Friuli ritorni in pista, si faccia almeno un tentativo per riattivarlo. Qualora così non fosse, le Aquile sono a disposizione per affrontare la battaglia della campagna elettorale, che oramai è agli inizi e sta partendo, e è un'impresa complessa. L'FVG Porcellum, non certo a caso, richiede un numero spropositato di firme ai fini di candidatura, sono superiori addirittura alle firme richieste per le elezioni politiche a parità di condizioni, e da qui emerge anche uno dei vari punti di incostituzionalità di questa disciplina legislativa elettorale regionale. Francamente mi sarei aspettato maggiore sostegno per le nostre proposte. Vedo che purtroppo i friulani, consentitemi di dirlo, hanno la tendenza a saltare sul carro del vincitore, no? Per ottenere presto, subito, visibilità politica e effettive possibilità di elezione. Ecco, noi non siamo così, noi non abbiamo interessi elettorali immediati, e se non questo giro, al prossimo, nei prossimi anni comunque faremo quanto ci è possibile per tenere alta l'attenzione di tutta la politica regionale sul Friuli e sui suoi problemi, e perché no, per
continuare incessantemente, insistentemente a proporre la soluzione politica friulana e solo friulana che, a mio modo di vedere, perlomeno attualmente, con tutto il rispetto per tutti, passati, presenti e futuri, solamente le Aquile stanno garantendo al Friuli in questo momento storico particolarmente travagliato e problematico. Certo, ripeto, ci saremmo attesi un maggiore sostegno da parte del Friuli e dei friulani. Forse davvero i friulani autentici sono ormai letteralmente in via di estinzione. Noi sicuramente non ci arrendiamo, sicuramente non ci fermiamo, anzi abbiamo appena iniziato a lavorare, ma non solamente per questa campagna elettorale, per la quale siamo a disposizione. Io stesso metto a disposizione il mio personale titolo di avvocato anche per la raccolta e l'autentica delle sottoscrizioni elettorali che sono il principale ostacolo per le candidature, che sono davvero uno scoglio notevole anche solo per candidarsi, ma insomma lo faccio fra l'altro in maniera trasversale, come peraltro ho fatto anche in occasione delle passate elezioni politiche, ma voglio essere molto chiaro su questo. Noi non siamo un movimento da campagna elettorale, non siamo un movimento solo politico, abbiamo un progetto di lungo periodo che sicuramente già non ci ha fatto arrendere alle prime difficoltà la scorsa legislatura, quando la nostra candidatura è stata solo simbolica, sicuramente non ci farà demordere adesso e sicuramente non molleremo nemmeno nei prossimi anni, perché i problemi del Friuli sono talmente gravi che solo un impegno costante e purtroppo molto lungo, ma non per questo meno deciso e incisivo, potrà avere qualche possibilità di farci risalire la china, questa china che è molto pericolosa. Quindi un ultimo appello va fatto per gli impegni immediati, che sono quelli elettorali. Andate a votare, informati, consapevoli di quelli che sono i grandi problemi del Friuli, votate il meno peggiore, perché grazie all'FVG Porcellum e a questa antidemocratica e incostituzionale legge elettorale regionale probabilmente i migliori rimarranno tagliati fuori, inesorabilmente tagliati fuori dalla competizione elettorale, senza la concreta e sostanziale possibilità nemmeno di candidarsi. E in ogni caso partecipiamo, andiamo a votare, dimostriamo anche il nostro interesse nei confronti dell'istituzione regionale che, bene o male, sia pur con tutti i suoi limiti e difetti, è comunque importante anche per questo territorio e non solamente per Trieste. Nonostante il capoluogo regionale stia cercando in tutti i modi di sopprimere addirittura il trattino e la dualità regionale secondo il suo esclusivo interesse, votate tutti il meno peggiore nella primavera del 2023 in occasione delle prossime elezioni regionali, e buon 2023 a tutti e grazie a tutti e mandi a Duc.